alla visualizzazione di fenomeni di condensazione legati a che cosa? Al fatto che anche gli aerei lavorano con un motore a combustione. La combustione è una reazione chimica in cui si forma principalmente CO2 e acqua. In atmosfera il vapore acqueo, in particolari condizioni, tendenzialmente condensa e quindi si manifesta otticamente come una scia, quindi con delle nubi che hanno diciamo un'espressione visiva estremamente come si dice, rilevante a quella che è la nostra osservazione del quotidiano. Quanto al rischio legato a questo tipo di scie che sono aumentate in densità perché è aumentato il traffico aereo, come è aumentato il traffico automobilistico, come è aumentato il traffico navale, che tra l'altro ci sono diciamo, molti progetti in avvio a livello mondiale perché sembra che l'inquinamento prodotto per esempio dalle navi sia rilevante su scala planetaria. E questo ancora lo si ignora, ma il traffico navale è in aumento come tutti i mezzi di trasporto. Che cosa si può dire quanto alle scie chimiche? Ne vediamo di più perché ci sono più aerei in giro. Il rischio legato diciamo, alla qualità della nostra atmosfera è soprattutto di carattere climatico, perché anche diciamo, legato a particolari reazioni chimiche che si hanno a che cosa? A quelle emissioni che avvengono assieme al vapore acqueo e alla CO2 che sono in grado per esempio di alterare e di essere poi trasferite in maniera diciamo sensibile nella parte alta della troposfera dove si hanno processi di rimescolamento importanti, dove però i gas naturali sono molto diluiti per ovvi motivi e dove quindi la fotochimica è particolarmente drammatica perché è poco il materiale che lavora lì. La fotochimica che avviene nella parte alta della troposfera può incidere in maniera sensibile diciamo, sul clima e questo diciamo, con formazione di nubi soprattutto a quei livelli è uno degli aspetti che vengono molto studiati. Altri aspetti molto critici in grado di influenzare ugualmente in modo negativo clima e qualità dell'aria è che alcune delle emissioni possono essere appunto sparate direttamente nella stratosfera con possibili diciamo, sviluppi o esiti negativi sulla fascia dell'ozono. Quindi clima, qualità dell'aria e guscio dell'ozono sono tutti fenomeni tra loro fortemente connessi, quindi molto difficili da studiare proprio perché i fenomeni e i tipi di emissioni che sono collegate sono connessi tra di loro e da fenomeni veramente complicati da studiare che sono oggetto delle ricerche in tutto il mondo proprio per questo e soprattutto nei grossi centri di ricerca e nelle grosse accademie di grande importanza a livello mondiale.